Buongiorno tropicani e benvenuti a questa nuova parte di Tropico 4. Andiamo a continuare la nostra partita, che eravamo in un clima davvero caldo perché siamo soggetti a una catastrofe naturale, ovvero a una siccità. Infatti lo schermo lo vedrete un po' sbiadito perché praticamente non c'è acqua, quindi c'è molto caldo e il gioco offre questa nuova visualizzazione quindi ambientale. A breve caricheremo. Eccoci qui all'interno della nostra mappa. Come potete vedere, la nostra fazione ambientalista, cioè il capo della fazione ambientalista Sunny Flowers, ha cessato il suo attacco alla nostra segheria. E come potete vedere, lo schermo è un po' sbiadito perché la visuale è un po' sbiadita perché quindi siamo sotto questo periodo di siccità. Sono stati esportati comunque 17.000 dollari in merci e potete vedere che le nostre casse del tesoro sono piene. Eccola, finalmente la pioggia scende. Scende la pioggia, ma che fa? La siccità è finita, la pioggia scende e i campi ricominceranno presto a germogliare. Che bello, perfetto. Quindi possiamo stare un po' più tranquilli. Allora, vediamo un po'. Abbiamo abbastanza soldi per costruire, quindi vediamo un po', diamo un'occhiata all'almanacco. Andiamo sulla popolazione, la felicità praticamente pecca maggiormente nel servizio sanitario e nell'intrattenimento. Intanto aspettate che diminuiamo un po' il volume della musica e degli effetti sonori. Ok, allora diamo quindi una svolta al nostro sistema il nostro sistema sanitario. Intanto prima assumiamo, anzi no, ok, perché volevo assumere degli uomini all'interno del conservificio, però a breve verranno educati all'interno della nostra scuola superiore. Quindi allora iniziamo con costruire intanto un ospedale. Per fare ciò dobbiamo costruire una centrale elettrica. Quindi creiamo una centrale elettrica normale senza edificare una centrale nucleare, anche perché costa molto di più. Allora selezioniamola e mettiamola in un posto idoneo. Perfetto, qui può andare bene. E aumentiamo quindi la priorità di costruzione in modo che i lavoratori si diano una bella mossa e quindi abbiamo l'opportunità di costruire il nostro bel ospedale. Quindi infatti potete vedere che sempre continuano ad arrivare note sull'insufficienza di cure e quindi l'aumento sempre di morti. Intanto la nostra raffineria sta andando, anzi no, non sta facendo nulla perché ci servono laureati, non me ne ero accorto e quindi pensavo che stava andando bene perché avevo visto la nave, la petroliera al luogo dove si estrae il petrolio, quindi pensavo che stava lavorando normalmente. Quindi stiamo aspettando laureati esterni e infatti a breve dovrò costruire anche il mio college, quindi la mia università, per rendermi indipendente dall'estero. Intanto sta per essere edificata, vedete come l'ufficio di costruzioni, i due uffici di costruzioni si stanno dando una bella mossa. Ok, è stata edificata, quindi è una nave appena attraccata, è arrivato un nuovo esperto straniero per la nostra raffineria di petrolio. Vediamo un po', sono stati incassati abbastanza soldi, vediamo un po' se possiamo costruire la nostra università. Perfetto, possiamo costruirla, la possiamo posizionare qui. Perfetto, mettiamo un'educazione sempre militare. Ok, sono state esportate 18.000 dollari in merci. Intanto sono arrivati anche qui alla nostra raffineria le nuove scorte di petrolio. Uniamo con la strada intanto la raffineria, che me l'ero dimenticato, aggiungiamo una strada. Vieta elezioni. Mi coglie una grande preoccupazione vedendo che il popolo di Tropico richiede elezioni ogni mese con sempre maggiore urgenza. Quindi il nostro popolo ci sta chiedendo le elezioni pubblicamente, ma io direi di aspettare sempre l'anno corretto e senza anticipare nessuna elezione. Intanto vediamo un po' se il nostro college viene costruito, così possiamo assumere direttamente dei professori al suo interno. 4.200 dollari a professore, guardate un po' quanto costano. Avanti, aumentiamo la priorità al massimo. Eccolo qui, assumiamo quindi i primi laureati in modo da iniziare a istruire i nostri studenti alla scuola superiore. Ok, è arrivata la nuova nave. Vediamo un po' cosa porta. Ha portato 4 nuovi immigrati, un nuovo esperto straniero e ovviamente i nostri soldi che a breve entreranno nelle nostre casse. Perfetto. Intanto costruiamo anche qualche abitazione per la nostra popolazione, che sono davvero poche, quindi ci sono anche sempre baracche. Costruiamola, infatti potete vedere.
li abbiamo messi in costruzione. A breve quindi assumeremo anche altri uomini all'interno della nostra università. Ok, vediamo se ne possiamo assumere anche un altro. Perfetto, un altro laureato. Ok, vediamo un po', diamo un'occhiata al nostro almanacco, la popolazione. Allora, stiamo andando male nell'intrattenimento, ma anche nelle abitazioni e nella qualità religiosa, quindi dobbiamo migliorare le nostre abitazioni. Intanto possiamo dare un'occhiata anche a cosa è successo. Ah sì, vabbè, il livello di spesa, al commercio, vediamo quali sono i prodotti più in voga. Possiamo vedere la gioielleria pregiata, quindi io direi di sfruttare il nostro giacimento d'oro che è qui. Potete vedere nelle risorse naturali oro, il nostro giacimento d'oro che è qui, possiamo raccogliere l'oro per poi trasformarlo in gioielli. Quindi a breve, cosa è successo? Purtroppo il nostro ministro affari esteri Helen Silva è scomparso, non si sa perché, comunque il nostro è stato quindi smarrito, non si sa dove, e dobbiamo nominarne un altro, però non ce ne sono disponibili, dovremmo acquistarlo dall'estero, ma io direi di aspettare perché abbiamo dei debiti con le più grandi fazioni del mondo, quindi è meglio aspettare un po'. Allora, vediamo un po', al conservificio come vi dicevo sono entrati i nostri lavoratori della scuola superiore che quindi possiamo vedere, possiamo cliccare su consenti importazioni, quindi vuoi consentire l'importazione di caffè, pesce e ananas, non saranno consegnate più di 500 unità di ogni risorsa in ogni nave, quindi praticamente cliccando permettiamo le importazioni e forniremo risorse dall'estero. Ma in questo caso io direi di non applicarle perché non abbiamo bisogno di nessuna risorsa. Come potete vedere la nostra petroliera sta adesso funzionando con all'interno l'unico lavoratore. Ma a breve ce ne saranno presenti diversi perché all'università stanno andando sempre più persone, essendoci sempre più professori. La prossima nave quando arriverà? Si sta avvicinando, vediamola, eccola qui che sta arrivando. Intanto aspettiamo questo autosalvataggio. Eccola qui, sta arrivando, sono arrivati pure degli aiuti finanziari a tirarci un po' su il morale. Vediamo cosa è successo. Eccole qua, le elezioni. Allora, facciamo sempre le nostre elezioni con un comizio, affrontiamo un tema molto caldo, ovvero quello della sanità. Elogiamo sempre i nostri amici ambientalisti, anzi no, vediamo un po', controlliamo tutte le fazioni, vediamo un po', sì, sempre quella ambientalista e quella sempre contro di noi, quindi la elogiamo e promettiamo delle cure sanitarie efficaci, confermiamo. Allora, ai prossimi soldi dovremo avere abbastanza, quindi soldi per poter acquistare altri nuovi laureati all'interno della nostra università. Ne assumiamo l'ultimo e vediamo un po' se possiamo costruire qualcosa che riguarda la nostra sanità. Quindi vediamo un po' dove era nei servizi, quanto costa l'ospedale, possiamo costruirlo. Perfetto, allora posizioniamolo qui. Ok, il nostro ospedale offre una medicina preventiva, quindi praticamente le persone vivranno più a lungo al suo interno, cioè praticamente appena dopo la loro visita le cure mediche che verranno attribuite al paziente dureranno un po' molto di più e quindi col 20% in meno di probabilità che il paziente si ammali nuovamente. Quindi lo stiamo per completare. Intanto alla clinica mi sembra che c'era sempre un solo medico e infatti dobbiamo dare una svolta a questo fatto. Allora, vediamo un po' come stanno andando le elezioni, diamo un'occhiata anche al nostro grafico, potete vedere che il nostro presidente sta vincendo di molto e praticamente abbiamo tutte le fazioni a nostro vantaggio, tranne quella degli ambientalisti che è neutrale, abbiamo riportato il suo rispetto a neutrale che prima era sotto la media e quindi ci stava ostacolando, quindi bloccando la produzione di alcuni edifici come la segheria, ci è capitato anche nella miniera. Purtroppo il ministro dell'educazione e tutti che scompaiono, anche il ministro dell'educazione. Vabbè, vediamo la nostra nave si sta avvicinando al molo, meno male. Vediamo un po' se possiamo costruire, quindi possiamo assumere all'interno del nostro ospedale qualche medico.
Allora, è appena attraccata e ha portato i nostri bei soldini. Come potete vedere, discarica di rifiuti. Non mi piacciono le discariche, presidente, sono disgustose, puzzolenti e molto innaturali, ma c'è qualcosa che mi piace ancora meno, il cumulo di rifiuti vicino alle nostre case. Quindi ci richiedono sia una cattedrale che una discarica e dobbiamo anche migliorare la nostra energia. Quindi, allora, intanto costruiamo ciò che ci richiedono gli ambientalisti, ovvero la nostra discarica. Vediamo un po' se la troviamo. Discarica dei rifiuti, 5.000 dollari di discarica, la posizioniamo qui e aumentiamo la priorità. A breve vediamo se possiamo assumere anche uomini all'interno della centrale, perché abbiamo bisogno di laureati. Vediamo, perché dal college ancora non si sta laureando alcun studente. Quindi in questo periodo dobbiamo assumere qualcuno prima che gli studenti quindi si laureino, perché abbiamo bisogno quindi di numerosi quantitativi, abbiamo bisogno di molta elettricità. Allora, cosa è successo? Ah beh, non ci sarà bisogno di alcuna frode, perché Penultimo, il nostro assistente, ci consiglia, se non vogliamo avere nessun problema all'interno delle nostre lezioni, di emettere quindi di effettuare quindi una frode elettorale. E abbiamo vinto le elezioni, ovviamente, perché eravamo molto in vantaggio. Intanto è arrivata l'altra nave e la discarica quindi è stata costruita. Come potete vedere, all'interno del nostro ospedale sono entrati all'interno 2 medici, perché l'energia quindi ormai all'interno della città c'è, perché praticamente è entrata al suo interno una donna che sta facendo lavorare la centrale, ma a breve entreranno anche altre donne, come potete vedere, perché praticamente si laureano studenti all'interno delle nostre università e vanno a lavorare all'interno delle nostre centrali. Ok. Mi sembra che ci richiedeva il nostro reverendo una cattedrale. Ok, selezioniamola, la cattedrale, e posizioniamola, vediamo un po', in un luogo abbastanza discreto. Vediamo un po', possiamo posizionarla qui, vicino alla chiesa. Ok, e assegniamo la priorità di costruzione al massimo. Vediamo un po', scusate, se possiamo edificare anche la nostra miniera. Vediamo un po' se la troviamo. Mi sembra che era nelle risorse. Perfetto, miniera, oro, eccola qui. Uniamo anche la nostra miniera ad una strada, selezionandola in modo da far arrivare i nostri lavoratori fin laggiù. Ecco qui. Così inizieremo anche ad esportare quindi gioielli pregiati. Sono stati esportati 13.000 dollari al di sopra della nostra nave e quindi verso l'estero. Vediamo un po' come la nostra città sta andando sempre più a evolversi, e sicuramente vi illustrerò nuove caratteristiche del game e nuove attività all'interno della prossima parte. Come potete vedere abbiamo costruito, affare fatto, scusate un attimo, i prezzi della merce aumentano del 20% perché il nostro ministro dell'economia dovrà firmare alcuni contratti con commercianti stranieri ancora impressionanti dal suo talento negli affari. Perfetto. Comunque potete vedere che tutti i prezzi di esportazione sono aumentati, quindi stiamo guadagnando dei soldi al di sopra delle nostre esportazioni. Vi ho mostrato la discarica, vi ho mostrato anche la nostra cattedrale, quindi ci sono sempre nuove richieste presenti all'interno del nostro sistema quindi sociale da parte di tutti i partiti. E comunque vi illustrerò altre funzionalità del game nei prossimi video. Mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.